Continuano i lavori di rimodernamento dello Stadio Friuli, la nuova casa dei tifosi bianconeri, proprio a partire dalle mie spalle, come siamo stati sempre abituati a vedere, questo Stadio Friuli che cresce proprio in senso orario alle mie spalle in poi, a cominciare dal settore della curva nord, qui sulla destra. Siamo vicini alla bandierina del calcio d'angolo del campo dello Stadio Friuli. La grande novità di giornata, ce ne sono tre, ma le diremo pian piano. Quella più grande, quella più attesa, è anche che va a rispondere alla domanda un po' assidua dei tifosi, perché c'era sempre quel vuoto al di sotto dei gradoni alti messi proprio nella curva nord. Ecco la risposta, come vi avevamo già anticipato, non erano stati coperti da altri gradoni bassi le zone sottostanti, perché dovevano passare camion, ruspe, betoniere e quant'altro fosse utile per la costruzione della nuova curva nord. Adesso si comincia anche con i gradoni bassi, insomma quelli che saranno i posti dedicati ai tifosi, che quindi non occuperanno soltanto la metà alta, ci mancherebbe altro, ma anche la metà bassa. Ci sarà ovviamente, forse in maniera molto probabile, anche una corsa al biglietto di quelli che saranno i posti vicini alla porta, vicini al campo, per tentare proprio di essere vicini, abbracciare i giocatori con le loro esultanze. Vedremo poi, quando sarà lo stadio completato, come verranno predisposte più o meno delle reti di separazione dal campo, o se sarà uno stadio stile British, stile Juventus Stadium. Questo lo lasciamo al futuro. Vi dicevamo però di tre novità: non soltanto i gradoni bassi, che è la novità più importante, più grande, ma anche quello che sono l'evoluzione degli impianti di illuminazione. Abbiamo visto montare i fari che dovrebbero fare proprio da perimetro a tutte le curve, le tribune, i settori che verranno creati. Questa è l'idea di illuminazione del nuovo Stadio Friuli. E poi anche un occhio di riguardo all'impianto di sonorizzazione dello stadio, l'impianto acustico. Vengono montate delle casse proprio vicine al maxi schermo per rendere tutta l'esperienza della partita, il pre, il durante e il post, sempre viva, con un audio perfetto, una luce perfetta e un posto comodo che sta sorgendo qui dietro le mie spalle. Alla porta, vicini al campo, per tentare proprio di essere vicini, abbracciare i giocatori con le loro esultanze. Vedremo poi, quando sarà lo stadio completato, come verranno predisposte più o meno delle reti di separazione dal campo, o se sarà uno stadio stile British, stile Juventus Stadium. Questo lo lasciamo al futuro. Vi dicevamo però di tre novità: non soltanto i gradoni bassi, che è la novità più importante, più grande, ma anche quello che sono l'evoluzione degli impianti di illuminazione. Abbiamo visto montare i fari che dovrebbero fare proprio da perimetro a tutte le curve, le tribune, i settori che verranno creati. Questa è l'idea di illuminazione del nuovo Stadio Friuli. E poi anche un occhio di riguardo all'impianto di sonorizzazione dello stadio. Continuano i lavori di rimodernamento dello Stadio Friuli, la nuova casa dei tifosi bianconeri, proprio a partire dalle mie spalle, come siamo stati sempre abituati a vedere, questo Stadio Friuli che cresce proprio in senso orario alle mie spalle in poi, a cominciare dal settore della curva nord, qui sulla destra. Siamo vicini alla bandierina del calcio d'angolo del campo dello Stadio Friuli. Dovevano passare camion, ruspe, betoniere e quant'altro fosse utile per la costruzione della nuova curva nord. Adesso si comincia anche con i gradoni bassi, insomma quelli che saranno i posti dedicati ai tifosi, che quindi non occuperanno soltanto la metà alta, ci mancherebbe altro, ma anche la metà bassa. Ci sarà ovviamente, forse in maniera molto probabile, anche una corsa al biglietto di quelli che saranno i posti vicini. Grande novità di giornata, ce ne sono tre, ma le diremo pian piano. Quella più grande, quella più attesa, è anche che va a rispondere alla domanda un po' assidua dei tifosi, perché c'era sempre quel vuoto al di sotto dei gradoni alti messi proprio nella curva nord. Ecco la risposta, come vi avevamo già anticipato, non erano stati coperti da altri gradoni bassi le zone sottostanti, perché